depistaggio, shock per la morte di un neonato, risultato positivo. Il presidente Trump dice ci aspettano giorni terribili. Corrispondente da New York, Dario La Ruffa. Per la metà di aprile si aspettano negli Stati Uniti circa 2000 morti al giorno da coronavirus, oltre il doppio di oggi. Per organizzare la risposta il vicepresidente Pence guarda all'Italia come modello di sviluppo della pandemia assimilabile a quello americano. Lo fa perché i nostri dati, pur con tutti i limiti, sono affidabili. Non così quelli cinesi. Hanno messo in guardia la Casa Bianca e i servizi segreti americani, accusando Pechino di sottostimare contagi e morti. Il presidente Trump dice ci stiamo preparando al peggio e al tempo stesso lancia una maxi operazione contro i cartelli messicani della droga. Non permetteremo che sfruttino l'emergenza, avverte. Secondo Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, siamo nella peggiore crisi globale dalla Seconda Guerra Mondiale. Tutti gli stati mettono mano al portafogli e lo fanno con la benedizione dei guardiani del capitalismo. Il Fondo Monetario Internazionale di Washington scrive in un rapporto: è una guerra, bisogna reagire presto, un maggiore intervento pubblico nell'economia e nelle imprese è giustificato dall'emergenza, ma deve essere trasparente, sottolinea l'FMI. E in questi giorni drammatici per New York